Dubbi sull'artificialità del virus dopo le parole del governatore Zaia di una settimana fa. Il commento del microbiologo Roberto Rigoli: ad ora non si può escludere alcune ipotesi. Nel frattempo la Regione annuncia un piano per la ottimizzazione delle analisi dei tamponi e verrà esteso al coronavirus la cosiddetta tecnica del pool, 10 analisi in un solo campione. Un intero quartiere in festa a Montebelluna per il ritorno a casa di Walter Morellato, 58enne sopravvissuto al coronavirus dopo 9 settimane di ospedale. 3 pazienti operati con successo di tumore e guariti dal coronavirus, il lavoro dell'equipe della 4ª chirurgia dell'ospedale Caponcello. Il nuovo appello del governatore Zaia contro gli assembramenti, in arrivo uno spot per far capire la necessità di seguire le regole. A Treviso qualche esercente pensa all'idea dei vigilantes. Nel decreto rilancio stanziati 50 milioni per l'emittenza locale, le parole del primo firmatario dell'emendamento, il senatore PD Ferrazzi: bisogna sostenere la voce del territorio. Dopo la protesta di ieri al mercato di Castelfranco, oggi a incrociare le braccia gli ambulanti di Oderzo, il sindaco scende in piazza per trovare un accordo. Riaperte anche le autoscuole, lezioni rivoluzionate a causa del virus, diversi gli scenari ma ancora tanti dubbi sugli esami di guida. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è come sempre in apertura un veloce sguardo al bollettino dell'azienda Zero e sui contagi per l'emergenza coronavirus rispetto ai dati di questa mattina. In Veneto 19.040 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza, più 10 casi positivi nelle ultime ore rispetto al bollettino di questa mattina. Di questi più 2 a Treviso. Sono 3.506 casi attualmente positivi. 1.836 le persone decedute dall'inizio dell'emergenza tra ospedali e case di riposo, 3.459 i soggetti in isolamento domiciliare. Scendendo nella tabella, 525 i ricoverati in area non critica in ospedale e 46 i ricoverati in terapia intensiva. Il dato da tenere sempre d'occhio per capire anche l'andamento e lo sforzo degli ospedali. Più 3 i decessi registrati nelle ultime ore, uno di questi all'ospedale di Vittorio Veneto. Dunque questo il bollettino del tardo pomeriggio e intanto la Regione annuncia una rivoluzione nel sistema dei tamponi in Veneto. O meglio nell'analisi dei tamponi in Veneto. Verrà esteso al coronavirus la cosiddetta tecnica del pool. A illustrare il nuovo corso il primario di microbiologia di Treviso Rigoli, che sulla natura artificiale, sui dubbi sulla natura artificiale del virus ha risposto che non si può escludere nulla. Sentiamo. Non lo so, lascio aperte tutte le possibilità. Sarebbe un errore anche dal punto di vista scientifico chiudere alcune ipotesi. Alla domanda se dietro al coronavirus ci sia la mano dell'uomo, Roberto Rigoli, primario di microbiologia al Cafoncello, allarga le braccia. Escluderlo non è possibile e già questa è una notizia, soprattutto se a dirlo è uno dei massimi esponenti della materia in Veneto, a 10 giorni dalle frasi di Zaia sulla possibile natura artificiale del virus che tanto avevano fatto discutere. Rigoli è tra i fautori del modello Veneto e dei tamponi a tappeto, proprio quei tamponi per cui si sta lanciando un nuovo sistema al fine di ottimizzare le analisi in tutte le microbiologie della regione. A esemplificare il nuovo corso, definito rivoluzionario, è lo stesso governatore Zaia, provette alla mano. Se invece di fare 10 analisi singole, che ci costano 18 euro l'una peraltro, detta anche in soldoni, ma non è per i soldi, che è esattamente quello che si fa oggi, prendiamo un po' di virus, se c'è, o comunque un po' di quello che abbiamo prelevato da ogni provetta e lo mettiamo tutto in una provetta e la mescoliamo, dite ma come facciamo? Facciamo l'analisi della provetta. Se la provetta ci dà una positività, torniamo da queste e ne facciamo una alla volta. In termini tecnici il procedimento si chiama pool e consente di elaborare i risultati di 10 analisi in un unico campione, come avviene già in altri contesti. L'abbiamo preso dal trasfusionale
e abbiamo mutuato lo stesso principio, quindi loro facevano dei pool e solo ma anche su altri approcci, per esempio sulla banca dei tessuti, stessa identica cosa. Quando noi ci aspettiamo un dato che ha oltre il 99%, 90% di negativo, possiamo andare con questa procedura. Perché il modello si adotti solo ora sta nei numeri, ovvero nella bassa incidenza di positività, sotto il 2 per 1000. Nel momento in cui invece risale dobbiamo fare provetta per provetta, tanto che mi associo all'appello che fa il Presidente. Per noi microbiologi, mi raccomando, comportatevi bene nelle movide eccetera, perché poi vuol dire per noi buttare fuori dalla finestra questo progetto e riprendere a testare una per una. La nuova metodologia consente di ovviare anche alla carenza cronica di reagenti associati ai tamponi. Siamo andati in difficoltà perché le macchine, evitiamo di dire le aziende, le macchine diciamo che per la maggiore hanno rimpinguato tutte le nostre microbiologie del Veneto. A un certo punto ci hanno tirato giù l'interruttore e ci hanno detto basta reagenti. Ce ne abbiamo macchine ferme che ad oggi non hanno reagenti, giusto? Bisogna dirle queste robe. Questo ci insegna anche un'altra roba, che non si possono più comprare macchinari se non si ha la garanzia totale della fornitura ad libitum di reagenti. Intanto c'è chi riesce a sconfiggere il virus, una lunga battaglia, quella di Walter Morellato, 58enne di Trevignano, una tabaccheria a Montebelluna. 9 settimane in ospedale, una testimonianza davvero importante e un ritorno a casa con una festa a sorpresa commovente, un intero quartiere che lo ha accolto. Sono molto emozionata per il rientro di mio marito, ormai lo sognavamo anche di notte. E poi non so se si aspetta una sorpresa così, non lo so. Daniela è la moglie di Walter Morellato, 58 anni, dal 18 marzo ricoverato per Covid-19 all'ospedale di Montebelluna. Insieme alle figlie e ai vicini gli ha preparato una festa di bentornato a sorpresa perché Walter, titolare di una tabaccheria a Montebelluna, dopo 2 mesi e 2 giorni è potuto finalmente tornare a casa. In via Foscolo, a Falzè di Trevignano, vicino alla chiesa, lo aspettano in strada familiari e amici. Ricorderemo che tante persone ci sono state vicine e adesso abbiamo veramente capito quali sono le cose più importanti nella vita e che questo virus purtroppo, anche se all'inizio magari l'avevamo un po' sottovalutato, dovevamo darci un po' più peso con le dovute precauzioni. L'ho visto anche 2 volte io in ospedale. La prima volta dopo mio papà mi ha detto che è stato il giorno più bello della sua vita e la seconda volta sempre l'ho visto. È venuto dal fondo del corridoio, è venuto a trovarmi con la mamma. Siamo qua in trepidante attesa, guarda, non vediamo l'ora di salutarlo e di riceverlo. Vedo qua tanti amici, tanta gente. C'è il parroco, Don Silvio, che testimonia come in molti abbiano pregato per Walter in queste settimane. Io ho sentito nel tempo, in questi giorni, vibrare molto la fede intensa e viva delle persone che hanno affidato veramente Walter con la consapevolezza che il Signore ce l'avrebbe riportato a casa. L'aspettavo questa accoglienza? No, non mi sarei mai aspettato, anche perché gli avevo detto voglio stare calmo i primi giorni e ho qua il cuore che batte a 100 dall'emozione. Abbiamo vinto la battaglia, ha detto scendendo dall'auto. Sì, l'ho vinta, ma non solo io, l'ho vinta tramite i medici e infermieri che sono stati bravissimi. Adesso mi sento bene e a differenza di quando sono uscito dalla terapia intensiva i primi 15 giorni, 20, che ero intubato, mi sono svegliato e mi sono guardato e ho preso paura. Vedevo solo le ossa delle gambe, le ossa delle braccia, i muscoli erano letteralmente spariti. Pian pianino ci siamo messi in piedi, diciamo, perché non stavo neanche più in piedi, non
sulle mani non avevo forza, niente, cioè ero letteralmente un oggetto. Non un virus che colpisce solo gli anziani, ammonisce Morellato. C'era addirittura una ragazza ricoverata, giovane, di 20 qualcosa anni, quindi anche i giovani che adesso senti dire per TV, per anche i giornali, si raggruppano così senza mascherine, e gli dico non fatelo perché si può pagare le conseguenze. Un messaggio allora per i tanti che in questi giorni hanno affollato i bar e i locali appena aperti, e dovrebbe bastare questo messaggio, probabilmente non basterà, e allora la Regione mette in campo, in arrivo uno spot contro gli assembramenti. Lo ha proprio annunciato questa mattina il governatore Zaia, leggendo anche la lettera di una giovane ragazza. Annuncio che partiamo con uno spot, sarà un po' crudele, qualcuno gli dirà che queste robe non si fanno, a me non me ne frega niente, a me interessa salvare le vite di veneti, quindi come ho fatto gli spot per la sicurezza stradale che mi hanno contestato, allora faremo uno spot, insomma, che dà una dimensione anche di cosa voglia dire andare all'happy hour senza mascherina a far casino. Si rivolgerà agli stessi giovani che nelle scorse settimane erano stati elogiati per senso di responsabilità, lo spot voluto dal governatore Zaia, destinatario proprio in queste ore di numerose segnalazioni da ogni angolo del Veneto. Noi abbiamo miriade di messaggi, di mail che ci arrivano e ci dicono fate qualcosa. Assembramenti quindi da spritz e non solo, oggetto di una lettera accorata di una ragazza padovana poco più che ventenne che ha scritto direttamente a Zaia. La prego, se è necessario, ritorni alle chiusure rigide. Non ci meritiamo niente. Dobbiamo sempre rovinare ogni cosa e allora forse sì, è giusto che lei richiuda tutto. Magari impareremo, magari no. Mi spiace davvero, la vera libertà la vedo sempre più lontana e purtroppo a stare chiusa dentro la mia regione, la mia città, la mia casa, sto finendo per ammalarmi. Questa è una ragazza, una ventenne. Toni durissimi che Zaia fa propri, confidando però che il buon senso alla fine prevalga anche con l'aiuto di amministrazioni, forze dell'ordine, esercenti. L'obbligo di vigilanza in un tema di sanità pubblica è doveroso. Quindi facciamo anche qui, io non so, facciamo le sanzioni agli esercenti. Adesso ho degli esercenti che scrivono disperati e dico ti prego non chiudere. Altri dicono, i ristoratori mi scrivono e dicono chiudi i bar perché è colpa loro, non è colpa nostra. Io non voglio vedere una guerra tra poveri. Altri nodi toccati dal governatore, quelli delle elezioni regionali di cui continua a invocare la convocazione e l'esclusione dei comuni veneti dai 200 milioni stanziati dal governo per le zone rosse. A me sembra imbarazzante sta roba, no? Non serve neanche dire il Veneto è stato zona rossa o no, aveva 1832 morti, se non ricordo male, quelli che vi ho detto prima. Vi dico, penso che sia lapalissiano che noi siamo stati martoriati dal virus e quindi faccio appello a coloro che hanno ruolo in questa maggioranza di governo, l'opposizione lo fa già, ma chi ha ruolo di interessarsi affinché venga corretto questo errore, che io voglio considerarlo ancora errore perché mi rifiuto, ma veramente ci credo, di pensare che sia una strategia. La gestione dunque dei bar e dei locali, della clientela, e allora baristi e ristoratori trevigiani, alcuni baristi e ristoratori trevigiani sono pronti ad adottare anche delle contromisure drastiche. Il lunedì sera degli assembramenti è alle spalle. Ieri la pioggia ha dato tregua e ha permesso di fermarsi a riflettere sulle contromisure da adottare per quella che sarà la vera prova del Nobel weekend. Locali trevigiani, quelli più frequentati dai giovani, pronti a dotarsi di vigilantes, di buttafuori come li si vuol chiamare, per far osservare le norme anti-Covid. Saremo un po' più duri, quando magari lunedì abbiamo usato una certa gentilezza per non dar fastidio, perché ovviamente era la prima sera e oggettivamente non potevamo fare i vigilantes. Adesso ci faremo dare una mano da persone adatte a fare questo, quindi un paio di persone della sicurezza che ci aiuteranno a tenere l'ordine. Stesso orientamento da parte dei gestori di Piazza Trentin. Riapriremo lunedì cercando di essere in sicurezza e cercare
di gestire un po' il lavoro all'esterno, perché soprattutto là da noi in piazza Trentin c'è una grossa affluenza soprattutto la sera e non vogliamo rischiare di avere assemblamenti e sicuramente è difficile gestire, però ci proveremo. Piazza Trentin, dove riaprirà da venerdì anche lo Shiraz, che in prima battuta, ritenendo troppo restrittive le norme anticontagio, aveva preferito rimanere fermo. Ipotesi vigilantes che vede altri esercenti più cauti. È un'opzione che stiamo prendendo in considerazione anche noi, non abbiamo ancora deciso, ci stiamo anche informando sugli eventuali costi però che questo potrà comportare. Adesso ci troviamo il weekend a breve e da lì verrà eventualmente fatta una valutazione. Spero di no, chiaramente avremo più organico a lavorare per gestire anche la cosa. È una soluzione molto estrema, spero che non ci impongano questo i clienti. Sono tutti costi aggiuntivi rispetto a quelli che già abbiamo. Abbiamo visto prima la storia di Walter Morellato, tornato a casa dopo 9 settimane, l'incubo coronavirus. C'è anche la storia di alcuni 3 pazienti operati con successo di tumore e anche guariti dal coronavirus. È successo all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove l'emergenza legata al Covid-19 non ha fermato l'attività chirurgica non procrastinabile per i pazienti oncologici. Tra i casi più complessi sui quali abbiamo dovuto necessariamente intervenire in urgenza, ha raccontato il professor Giacomo Zanus, primario della 4ª chirurgia, vanno sottolineati 3 pazienti affetti da grave patologia neoplastica sintomatica coinvolgente fegato e colon, risultati anche positivi al Covid-19. L'unica opzione terapeutica costituita dalla chirurgia poteva essere vanificata dal coronavirus. Nella letteratura internazionale, continua il primario, i casi di pazienti Covid positivi operati con successo sono limitatissimi e con prognosi spesso infauste. Noi abbiamo deciso, prosegue il professor Zanus, di scegliere un approccio comunque chirurgico garantendo ai pazienti il miglior trattamento antivirale disponibile. Tutti hanno vinto la malattia tumorale sconfiggendo anche il coronavirus. Davvero una bella notizia, una notizia insomma di chi riesce a sconfiggere il virus anche in queste condizioni, e anche una notizia che sottolinea la bravura e lo sforzo costante quotidiano dei sanitari nella Marca e nel Veneto. Torniamo a parlare di riaperture, la riapertura anche delle autoscuole in questi giorni con le lezioni rivoluzionate evidentemente e tanti dubbi ancora su quelli che saranno gli esami di guida. Puzzolini di carta sul sedile, sanifichiamo ogni volta si ripassa il sedile, si ripassano le maniglie, mascherine, sanificazione del cruscotto, tutto quello che viene a contatto. Gli uffici per le pratiche automobilistiche avevano già riaperto il 4 maggio, ma l'autoscuola con lezioni di pratica e di teoria ha ripreso l'attività lunedì. Con tutti i problemi intuibili, al di là della sanificazione, è impossibile in auto separare allievo e istruttore. Se ci mettiamo una barriera non riusciamo ad agire sul camion, non riusciamo ad agire sul volante. Era assolutamente necessario che ci fosse un chiarimento in merito, sembra che con le opportune accorgimenti, per cui sanificazione, mascherine, visiere, noi adottiamo tutto quello che la logica e anche il buonsenso ci stanno imponendo. Per gli esami si attendono ulteriori chiarimenti, si discute sull'ipotesi di non far salire nella vettura l'esaminatore che seguirebbe e valuterebbe la prova a bordo di un'altra auto. Sul fronte scadenze invece i trevigiani non stanno approfittando granché delle proroghe per revisioni, rinnovo patenti e bollo, si stanno già muovendo e questo è un bene. Soprattutto perché se dovessimo trovarci in agosto ad accavallare tutte le scadenze che cadranno nel periodo, primo non riusciremo a smaltirle e in secondo avremo degli accumuli di persone, degli assembramenti che non è il caso di fare. Infine il crollo del mercato dell'auto che si ripercuote anche su questo settore. I più stanno rinviando nuovi acquisti, ma si intravede qualche spiraglio. Qualcun altro invece forse con l'euforia sta ricominciando a vivere, quindi si vedono alcuni segnali, si cominciano a intravedere, però non sarà facile.
A proposito di auto, 3 gravi incidenti nelle ultime ore lungo le strade della Marca. Il primo è accaduto ieri sera intorno alle 23 lungo la Ponte Bana a San Fior, scontro frontale. 2 ragazze ventenni del Coneglianese sono rimaste ferite, trasportate dai sanitari del SUEM all'ospedale di Conegliano. Sul posto anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti poi nel pomeriggio verso le 17:15 a Monastiere per lo scontro tra 3 auto. Una persona è rimasta ferita, è stato necessario l'intervento dei pompieri per liberare questa persona dalle lamiere del proprio mezzo. Questa mattina invece SUEM e vigili del fuoco intervenuti alle 7 per la fuoriuscita autonoma di un camion della DHL all'altezza della rotonda della tangenziale di Treviso in direzione aeroporto. La guida, un 59enne trevigiano, è rimasto gravemente ferito e soccorso dai sanitari. Secondo le prime ipotesi, a causare l'incidente potrebbe essere stato un malore dell'uomo. L'economia adesso, il decreto rilancio che stanzia 50 milioni per le TV locali. Il primo firmatario dell'emendamento cruciale per questo stanziamento, il senatore del PD, Andrea Ferrazzi. Non si possono perdere le voci del territorio, la quantità del pluralismo e la qualità dell'informazione, l'altra faccia della democrazia in un paese. A parlare è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, primo firmatario di un emendamento a sostegno delle emittenti locali. Nel decreto rilancio stanziati 50 milioni. È chiaro che le TV locali hanno svolto in questo contesto un lavoro assolutamente importante e capillare, e anche per questa ragione abbiamo voluto presentare un emendamento a mia prima firma come Partito Democratico, che è diventato pari pari l'articolo 195 del decreto ultimo appena bollinato ieri sera, e che fornisce una boccata di ossigeno alla libertà e al pluralismo dell'informazione. In questi mesi di emergenza sanitaria il nostro gruppo Media Nord-Est ha seguito fin dall'inizio, ora dopo ora, quanto stava accadendo, fornendo ai cittadini notizie ed informazioni, edizioni straordinarie per portare nelle case della gente le parole dei sanitari, le raccomandazioni delle istituzioni. Le emittenti locali e radiotelevisive hanno svolto nel corso di questi mesi un lavoro importantissimo nel territorio di rassicurazione, di accompagnamento. Pensiamo a quanti anziani, anziane, persone sole chiuse in casa erano assolutamente impaurite, e noi sappiamo quanto il numero di ascolti sia cresciuto, perché certamente queste persone avevano bisogno di informazione nazionale, ma poi a questi nostri cittadini interessava anche capire cosa succedeva nel proprio paese, nel proprio ospedale, nel proprio distretto, i morti, il tasso di virulenza del virus, il contagio, le guarigioni, eccetera. Il lavoro, a volte non facile, è stato riconosciuto dal numero degli ascolti che abbiamo raggiunto, ed oggi anche dal governo. Ed è per questo che abbiamo voluto sostenere imprese che altrimenti all'interno di una crisi economica di questo tipo avrebbero chiuso i battenti, lasciando interi territori senza voce. Unioncamere Veneto ha presentato oggi l'indagine congiunturale sull'impatto del Covid-19 sulle imprese venete. I dati sono drammatici, rispecchiano quelli che avevamo raccontato ieri di Assindustria Veneto Centro, critiche al decreto rilancio. Intanto la Regione sta mettendo a punto l'annunciato piano. Noi stiamo preparando come Regione forse uno dei provvedimenti più forti a livello italiano che ci siano mai stati, ovviamente parlo fra regioni, verrà presentato a giorni, e ho l'ambizione di immaginare un piano che vada a intercettare le sacche, diciamo, di criticità più forti. L'assessore Marcato, in occasione della presentazione dell'indagine congiunturale del manifatturiero sull'impatto che l'emergenza Covid ha avuto sull'economia veneta, annuncia il provvedimento della Regione. Non sarà un piano a pioggia spiega, ma il risultato di un confronto con il territorio. I filoni saranno 2, uno il credito e un altro invece un filone che riguarderà risorse a fondo perduto. Decreto rilancio del governo che non piace all'assessore, anziché, spiega Marcato, aver distribuito le risorse tra settori e territori maggiormente colpiti dall'emergenza, sono state spalmate in maniera omogenea. Critici anche i presidenti delle Camere di Commercio. Non ci siamo assolutamente, perché non è una questione di quantitativo di soldi, ma anche come vengono spesi, come vengono utilizzati. Siamo di fronte a un decreto fatto di 450 pagine, che è arrivato con 3 mesi di ritardo, dove la definizione anche degli standard di sicurezza
sono arrivati la domenica sera alla riapertura del giorno dopo. L'indagine, che ha preso in considerazione 2000 imprese venete, fotografa una situazione molto pesante. Prometeia, per il PIL del Veneto, prevede un meno 7% con investimenti ed export anelli deboli. Nel primo trimestre 2020, per quanto riguarda la produzione regionale, si registra un meno 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. E ancora, sempre nei primi 3 mesi di quest'anno, le imprese che sono state obbligate alla chiusura hanno registrato per produzione, ordine e fatturato cali che si aggirano tra il 10,5% e l'11,9%. Ma anche le previsioni sono tutt'altro che rosee per gli imprenditori, la situazione è in peggioramento. Il quadro delineato dei dati descrive una situazione gravissima che farà sentire i suoi effetti in modo ancora più pesante nei prossimi mesi. Con il crollo della produzione si è bloccata l'industria del Veneto, ovvero la locomotiva del paese, spiega il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, che punta il dito contro la burocrazia parlando di burovirus. Delusione poi per il tanto atteso decreto aprile. Ma è più, direi, un provvedimento da campagna elettorale che da visione politica di una politica industriale. Pozza tira in ballo il sistema camerale delle esportazioni con la rete delle camere di commercio italiane all'estero, che potrebbe dare un aiuto strategico, questione che il Presidente avrebbe voluto discutere con il Ministro degli Esteri Di Maio, richiesta però ancora senza risposta. Ormai ho perso la data, deve ancora arrivare, ma vi parlo già di 15-20 giorni fa. Questo perché lo dico? Perché le camere italiane all'estero sono state tagliate fuori dal sostegno alle imprese. Pochi istanti di pubblicità e poi andremo a Oderzo, il problema del mercato. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Abbiamo raccontato ieri della protesta al mercato di Castelfranco per la rivoluzione logistica delle bancarelle. La cosa si è ripresentata oggi a Oderzo. Questo sarebbe stato il mio posto da tanti anni che siamo qua, e adesso hanno messo un altro collega che era da un'altra parte e me hanno spostato da un'altra parte ancora. I posti delle bancarelle sono stati cambiati per mantenere misure e distanze di sicurezza, ma la nuova posizione non è andata giù agli ambulanti, che hanno deciso questa mattina di non portare in piazza neppure i furgoni. Insomma, nel primo giorno di apertura del mercato Oderzo ci sono presentati solo alcuni, la maggioranza è arrivata ma solo per far sentire la propria voce. Loro hanno proposto praticamente in tutta velocità una pianta in cui praticamente viene stravolto tutto il mercato, hanno tirato un colpo di spugna sull'esistente e hanno ricollocato a modo loro tutti i banchi, e questo ha provocato ovviamente una grossa contestazione da parte della maggioranza dei colleghi. Dal punto in bianco non si può spostare un intero mercato. Questo è una questione di etica, non tanto di lavorare o non lavorare. Il sindaco è subito sceso in piazza per incontrare gli ambulanti e cercare una soluzione, ma comunque precisa. L'assegnazione dei posti la faremo in base alla graduatoria, in base alla dimensione della bancarella. Se qualcuno che è in pole position della graduatoria ma preferisce un posto dove c'è una bancarella più piccola, ridurrà la superficie della propria bancarella. Prima, spiega il primo cittadino, avevamo fatto un'assegnazione sulla carta seguendo dei criteri geometrici, quindi per dimensione dei banchi e con una distinzione per aree merceologiche. Piano che però non è andato giù ai diretti interessati. Abbiamo dovuto lavorare giorno e notte. Se avessimo aperto una concertazione non avremmo potuto aprire oggi, quindi io ho ritenuto moralmente giusto dare la possibilità a chi aveva necessità di lavorare oggi di lavorare oggi. Se poi non tutti l'hanno capita o colta, mi spiace. Ora tutto da rivedere e gli ambulanti attendono notizie. Il comune ci invierà via PEC la graduatoria del mercato e dopo ci sarà un giorno che verremo a scegliere i posti in base alla graduatoria che abbiamo. Resta dunque caldo il fronte dei mercati. Un altro tema caldo è quello della scuola, soprattutto ormai con l'avvicinarsi degli esami. Saranno gli esami in cui la componente educativa che sta attorno al ragazzo, cioè famiglia e scuola, dimostrerà tutta la sua serietà. Esami per tutti, quelli che a giugno inizieranno per la licenza media. E se i ragazzi dovranno dimostrare competenza e conoscenza, per i genitori saranno soprattutto una prova di serietà.
Troppe volte infatti le lezioni a distanza col computer di questi mesi hanno visto i suggerimenti di mamma o papà durante i compiti in classe virtuale. Una situazione che non aiuta nessuno e i ragazzi in particolare. In teoria dovrebbero essere ogni anno gli esami per genitori, quest'anno in modo particolare. Intanto le scuole sono già pronte per le prove, con commissioni riunite digitalmente e esaminati che saranno interrogati da casa. I ragazzi presenteranno una loro tesina su un argomento che noi abbiamo dato, lo presenteranno entro il 6 giugno in forma telematica, noi li guarderemo e dopo dall'8-9 giugno cominceremo ad ascoltarli uno alla volta, tutto il consiglio di classe li ascolterà e valuterà l'esposizione, come è scritto nel decreto, nell'ordinanza, l'esposizione, la fluidità e l'originalità dell'argomento. E tutto naturalmente online? Tutto online, dopo si faranno gli scrutini anche quelli online. Si valuterà l'andamento dell'anno scolastico sia in presenza che a distanza e in più tutto l'andamento del triennio e si darà una votazione che è prettamente formativa. Un passaggio storico per la scuola e non solo trevigiana, che comunque non cancellerà il ritorno nelle classi reali già da settembre, contagio permettendo, anche perché se un limite ha oggi la scuola virtuale è sicuramente quello della connessione. Ecco allora che si potrebbe già nelle prossime settimane tornare all'esame in classe. Non gli funziona internet o ha un computer troppo vecchio, cosa può fare per fare l'esame? Allora può chiedere un supporto alla scuola e noi lo metteremo in una stanza attrezzata, cioè questa in questo banco qua, e lui potrà fare l'esame completamente da qua. Adesso le notizie dal Bellunese. A partire dalla cronaca di un grave infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio all'ecocentro di Sedico, dove un operaio di 63 anni intento a scaricare cartone da un camion è caduto dalla pedana finendo a terra. L'uomo residente a Longarone e dipendente di una ditta di Sedico ha in prognosi riservata all'ospedale di Belluno per trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale, frattura del collo e di 3 vertebre. L'allarme ha fatto convergere all'ecocentro i sanitari del 118, l'ambulanza, l'elicottero, oltre ai carabinieri della stazione di Sedico per i rilievi e il personale e ovviamente dello Spisal. L'emergenza coronavirus passata la fase più critica dell'emergenza, tempo di bilanci a Belluno e quello relativo alla gestione amministrativa della pandemia ha un segno negativo, secondo i capigruppo di minoranza a Palazzo Rosso. Prima un incontro fra i capigruppo consigliari con il presidente del Consiglio Comunale, il primo cittadino, successivamente la decisione di dare nuovamente fuoco alle polveri dopo 2 mesi e mezzo di lockdown che ha contribuito a rinforzare le fondamenta del muro di critica all'amministrazione Massaro. Noi siamo molto preoccupati perché erano mesi e mezzo abbondanti che chiedevamo questi incontri per capire le fasi e soprattutto per cercare di capire se questa amministrazione avesse fatto qualcosa per anticipare queste aperture. Ma la modalità delle riaperture è solo la punta dell'iceberg di proteste basata soprattutto sulla totale mancanza di comunicazione e di coinvolgimento delle forze politiche in campo. Si è scelta una via che non condividiamo affatto, dice il consigliere Gamba, e alla sua voce si uniscono tutti i capigruppo di minoranza. Dopo 2 mesi e mezzo noi non avremmo subito, io non avrei subito l'ospedale up di Belluno come centro Covid. Una questione certamente non secondaria, sostiene la minoranza, poiché il primo cittadino, che è anche presidente della conferenza dei sindaci di Ulse Dolomiti, avrebbe dovuto condividere una decisione che invece è parsa calata dall'alto e che certamente ha penalizzato l'ospedale di Belluno. Fondamentalmente l'ospedale di Belluno è stato bloccato ed è ancora bloccato, perché non possono fare gli interventi dove c'è la necessità di avere una sala di rianimazioni, perché la sala di rianimazioni sono per il Covid. E c'è preoccupazione per i risvolti sociali causati dall'emergenza coronavirus in città. Il primo cittadino ieri sera dalla sua pagina Facebook ha messo le mani avanti. Non sono qui a buttare croci addosso a nessuno, ha scritto. Non verrà meno il nostro sostegno a regione e governo, ma è ora che venga compreso che la gente ha bisogno di indicazioni. Noi siamo qui pronti per aiutare tutti, ma abbiamo bisogno di alcuni strumenti di base, perché qui in trincea con le ciabatte si fa davvero fatica a fare le guerre. A Feltre intanto via libera della Giunta Comunale al primo lotto del piano di manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l'anno 2020.
Un impegno di spesa importante per dare risposta concreta alle necessità emerse durante gli incontri che hanno consentito di raccogliere le segnalazioni dei cittadini. L'amministrazione comunale di Feltre è pronta a mettere in campo un piano straordinario di asfaltature che rimetterà a nuovo le strade cittadine e delle frazioni. La Giunta Perenzina ha approvato il primo lotto dei lavori per un importo pari a 250.000 euro a fronte di una campagna che si protrarrà fino alla fine del 2020, per la quale verranno impegnati oltre 700.000 euro. Abbiamo approvato un importante progetto di manutenzione straordinaria, asfaltature per lo più, ma anche messa in sicurezza, quindi predisposizioni, impianto, illuminazione e quant'altro, di viabilità comunale, sia per le frazioni, quartieri della città e centro cittadino. Il progetto approvato prevede una serie di interventi puntuali di riqualificazione della viabilità comunale che saranno eseguiti a Feltre città e nelle frazioni di Foen, Farra e Mugnai. Le strade in questione, precisa l'assessore Zatta, richiedono una manutenzione profonda, essendo particolarmente degradate in conseguenza del rifacimento delle infrastrutture o degli allacci di utenze, dell'usura dovuta alla notevole mole di traffico leggero e pesante che vi transita e del rigore delle stagioni invernali. Abbiamo siti importanti dove ci eravamo impegnati a mettere mano pesantemente, tipo via Nassa, ma abbiamo anche richieste raccolte dai cittadini con petizioni o attraverso le riunioni frazionali che abbiamo deciso di assecondare. È il caso ad esempio di alcune vie, le vie dei musicisti di Farra. Come detto, l'importo complessivo del primo lotto dei lavori è pari a 250.000 euro. Nel dettaglio si interverrà in via della Casazza a Foen, nelle vie Boito, Sandi, Verdi, Donizetti e Mascagni di Farra, in via Nassa, in via della Zuecca, nel parcheggio attiguo alle scuole e il campo sportivo di Mugnai. I lavori riguardano anche la messa in sicurezza di alcune zone, intervenendo sulla pubblica illuminazione. L'obiettivo è quello di realizzare queste lavorazioni quanto prima. Gli uffici sono impegnati a espedire procedure di gara e accensione del mutuo. Successivamente l'ufficio tecnico sta già predisponendo altri 2 stralci di pari importo, quindi contiamo quest'anno di predisporre 750.000 euro, 700 di asfaltature, e l'idea è di realizzarle tutte entro la fine dell'anno. Ed ora la rubrica dei bimbi in TV, e questa sera i protagonisti sono Matteo di Mareno di Piave e Camilla di Salgareda. Contagiati di oggi 100. Ricordatevi che se uscite di casa mettete mascherina e guanti. Ciao! Allora, piccoli musicisti crescono come Camilla di Salgareda, bravo anche Matteo di Mareno di Piave che ci ha fatto la sua lezione e il suo monito a usare la mascherina. Continuate a mandarci i vostri video 351 175 5340 via WhatsApp per raccontarci le vostre giornate anche al di là dell'emergenza coronavirus. Pochi istanti c'è, anzi subito, il meteo e dopo riprende l'edizione straordinaria con Daniela Sizia. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. La pressione è in aumento e ciò porterà a una diminuzione della probabilità di precipitazioni rispetto ai giorni scorsi. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 21 maggio. Sul Veneto torna l'anticiclone a garantire un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione sarà soleggiato e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche addensamento, ma senza piogge. Clima molto mite con temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra 22 e 26 gradi. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stabilità atmosferica con tanto sole, tuttavia non si esclude anche qui la possibilità di qualche acquazzone sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 23 e 25 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà simile con ampio soleggiamento e con poche nubi a carattere sparso.
Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece sui 26-27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.